Siamo con Francesca Salviato del Dipartimento Legalità della CGIL del Veneto e in modo particolare parliamo di legalità, campi della legalità, di un'iniziativa importantissima in occasione. Il vento della memoria semina giustizia, 30ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, è vero? È vero, oggi è una giornata importantissima per tutta l'Italia, io credo, perché ricordare le vittime innocenti di mafia, chi ha dato la propria vita anche lavorando come i poliziotti che sono venuti a mancare, proprio esercitando il loro mestiere e lavorare e poi non tornare a casa è un qualche cosa che va ricordato e deve essere impresso nella memoria di tutti quanti noi. Ma non solo forze dell'ordine, che già è di una gravità inaudita, anche persone che casualmente si sono trovate. Di lì, sostituzione di identità, situazioni di persone che sono venute a mancare perché erano nel posto sbagliato nel momento sbagliato, e questa è una cosa che noi non possiamo più accettare, dobbiamo ricordarlo ogni anno. Partecipare a queste manifestazioni è veramente emozionante, toccante, si torna a casa con un senso della legalità e di voler partecipare proprio a creare la cultura della legalità. È importantissimo. Non solo tra i più giovani, che è fondamentale, quindi la trasversalità dell'iniziativa anche dello SPCGIL che coinvolge sempre anziani e giovani, ma un po' a tutta la società, perché tante sono le aziende, le imprese che sono coinvolte in infiltrazioni mafiose. Si stima, proprio la CGA di Mestre ha fatto una stima a fine di quest'anno che circa 15.000 aziende in Italia sono soggette, possono essere oggetto di infiltrazione mafiosa. Sono tante, sono decisamente tante, e il giro d'affari delle mafie è circa il 2%, sempre stime al ribasso della CGA di Mestre, il 2% del nostro PIL nazionale. Quindi combattere l'illegalità e le mafie vuol dire avere anche più risorse per la collettività, vuol dire poter usufruire e avere la possibilità per le aziende sane di poter operare nel modo più corretto possibile e non dover chiudere. Ci sono tantissimi reati spia che ormai sono stati individuati, no? Che coinvolgono la finanza e l'economia del territorio. Certo, certo, usura, riciclaggio, spaccio di stupefacenti, reimmissione appunto del denaro proveniente dalle attività illecite sono una cosa fondamentale. Lo è anche l'abuso d'ufficio. È stato cancellato quel reato, anche però quel reato, esatto, sul discorso, spia, è un atto spia, sì, assolutamente. E poi chiudendo ricordiamo i tanti campi che vengono organizzati tra i più giovani e ovviamente dallo SPCGIL per riutilizzare questi beni sottratti alle mafie. Riutilizzare questi beni, creare appunto quella cultura della legalità, creare quell'alleanza transgenerazionale fra i più giovani e i più anziani e quindi creare la consapevolezza che assieme si può fare tanto. E allora, grazie Francesca Salviato di essere stata qui con noi, grazie allo SPCGIL di averci consentito di aprire questa importantissima pagina e a voi come sempre di averci seguito.